Per questa puntata di Trieste d'Arte siamo al Mercato Coperto, che da qualche tempo a questa parte è utilizzato anche come luogo di iniziative quali appunto mostre, e noi oggi assieme all'architetto Marianna Cerboni documentiamo la mostra La Luna e Oltre dell'artista Elisabeth Ruchti. Prima di parlare della mostra però, architetto Acerboni, parliamo un po' anche di questo luogo che insomma si presta a questo tipo di utilizzo. Certamente, intanto è un edificio storico razionalista progettato dall'architetto Camillo Iona negli anni 30 ed è nel suo genere un edificio di grande calibro, di grande misura e di grande eleganza. Certamente anche questa mostra fa parte di un programma promosso dalla IDIA, l'Associazione Italiana Donne Ingegneri ed Architetti, per proprio rivalutare e rilanciare questo luogo che ha delle potenzialità molto forti, come vediamo in tanti paesi del mondo che gli antichi mercati sono rivalutati nella loro funzione, ma anche con funzioni limitrofe, diciamo, che li arricchiscono. Il professor Molesi sosteneva che era una sorta di Guggenheim che noi avevamo a disposizione, insomma. Certo, no? Beh, la scala lo ricorda senz'altro. E poi leggevo anche un dato che magari non molti collegano, perché forse è quasi una annotazione josefiana da questo punto di vista, però la soluzione dell'angolo è fatta proprio perché non sia troppo duro l'impatto delle due strade che si incrociano, addirittura storicamente può avere un interessante contrasto con la pianta della Banca d'Inghilterra di Soane, non nella facciata, non nell'immagine che noi abbiamo di quell'edificio, ma c'è un angolo, si chiama Tivoli Corner, che è anch'esso arrotondato proprio per inserire con maggiore eleganza l'edificio nell'incrocio di due strade, quindi insomma non è cosa da poco questo luogo. No, non è cosa da poco, è un edificio senz'altro di prestigio e insomma auguriamoci che presto rinasca a nuova vita e anche questi eventi come questa mostra che porta in campo una pittrice, diciamo, che ha così rapporti anche internazionali, una donna colta che esprime nell'arte misura e anche tutto questo, aiutino a sensibilizzare diciamo, le istituzioni e le circostanze sullo sviluppo positivo di questo luogo di pregio. Possiamo dividere la mostra sostanzialmente in due momenti e mezzo, nel senso in due momenti, all'interno di uno di questi momenti c'è un ulteriore spazio di approfondimento. Beh, questo in cui siamo attualmente posizionati riguarda un tema molto caro all'artista, che è il riciclo che lei svolge. Ecco, quello che mi ha colpito molto, io ho visto moltissime opere come tutti di molti artisti che si sono dedicati, ispirati a questo tema, ma la Ruchti riesce secondo me ad usare una misura e anche come posso dire, un fantasticare che può attirare senz'altro il fruitore, ma senza essere un'onda d'urto violenta o inelegante. Pur essendo il tema, diciamo, il tema non ci induce al concetto di eleganza, ma lei sa risolverlo proprio con la misura e quindi con eleganza. Poi ci sono due aspetti, questo è un aspetto più diciamo degli inizi, più avanti, abbiamo delle opere più recenti, perché questo tema l'artista lo ha portato avanti dalla metà, circa dal 2007 fino a oggi.
e ha delle forme attualmente più pittoriche, cioè collega la pittura all'oggetto, come si può vedere nei pannelli più avanti. E poi lateralmente qui abbiamo, come dicevi giustamente tu, la liaison fra il tema del riciclo e il tema della fiaba che nasce secondo me anche dalle sue origini e dalla sua molteplice poliedrica cultura, perché l'artista è nata a San Paolo del Brasile, poi a 17 anni è venuta in Italia, si è laureata in antropologia culturale, nel suo sangue scorrono dunque la matrice svizzera, brasiliana del sud, ucraina e russa. Quindi, e poi certamente la cultura e la finezza dell'intelletto la portano anche all'interpretazione, ad ispirarsi all'interpretazione psicanalitica delle fiabe, di certe fiabe che noi vediamo da quest'altra parte, per esempio Baba Yaga, che è una fiaba slava che si riconduce anche al rapporto della donna nel mondo, e poi abbiamo anche la tela di Aracne, la famosa sconfitta di Aracne voluta da Atena, che la punisce a vita. Ecco, viene reinterpretata in maniera fantastica e molto, secondo me molto elegante, questo è il termine che io sento di dire. E poi c'è la fase finale, che però non è finale, ma proprio perché rappresenta per l'artista un work in progress, e che è quella che ha ispirato il titolo della mostra, La Luna e Oltre, e abbiamo delle lune anche qui sintoniche con il concetto del riciclo, perché l'artista usa dei materiali quotidiani come la carta stagnola, la carta di cioccolatini, tanti dei tappi, delle cose così, e delle etichette, per creare queste lune e non solo lune, ma anche Marte, per esempio. Uno dei quadri delle opere si intitola Missione a Marte, perché secondo me l'artista è il sensore primo, i veri artisti sono i sensori primi di ciò, e anche i precursori, cioè di quello che sta per avvenire, e tutti sappiamo l'interesse che oggi c'è per Marte e per i pianeti dove si vuole andare a vivere, e quindi questa è la tematica che l'artista affronta adesso e che sarà anche, credo, la sua tematica del futuro. C'è anche un'appendice, se vogliamo, dove sono esposte anche delle foto piccole, sì. E lì c'è anche per certi aspetti una denuncia, se vogliamo, che si inserisce in un discorso generale che si sta facendo in questi anni sulla plastica. E certo, come la troviamo nella pittura, così la troviamo nella fotografia. Lei scatta spesso queste immagini anche semplicemente con il telefonino, però l'occhio sa puntare sempre con misura e con acume su certi aspetti simbolici proprio di questo problema dell'inquinamento. Sono delle foto che poi vengono rielaborate in fase di post-produzione e che richiamano i temi della mostra, e sono secondo me anche un elemento molto elegante che poi ha attratto il pubblico, e anche nelle gallerie milanesi, negli spazi milanesi dove l'artista ha esposto, hanno avuto molto successo presso il pubblico. Lei ha utilizzato più volte l'aggettivo elegante, no? Ed è un aggettivo che potrebbe sembrare strano in opere che appunto sono di per sé piuttosto forti, sia se vogliono denunciare, sia se vogliono sottolineare qualcosa. In genere molti artisti, come posso dire, rinunciano all'eleganza quando vogliono sottolineare determinate cose. Qui sembra, come dire, quasi innata. Secondo me sì, e questa è la qualità, una tra le qualità prime dell'artista, questo senso della misura e saper usare istintivamente proprio la raffinatezza anche in un tema così crudo come quello del riciclo, e credo che sia anche questo il motivo del successo presso il pubblico delle sue opere. Nella biografia artistica di Elisabeth Ruchti un ruolo notevole e importante è occupato dall'esperienza a Milano.
Sì, a Milano, prima devo dire, lei è nata in una famiglia di artisti, il padre era architetto, uno degli architetti di punta negli anni 50 e 60 dell'architettura e del design brasiliano, e la madre era una paesaggista e poi ha una cugina, Basilea, che è un'importante pittrice. Insomma, la famiglia era una famiglia d'arte e lei fin da piccola con le sorelle disegnava. Poi è venuta in Italia, tra le varie esperienze ha frequentato l'Accademia di San Luca a Milano e in tale ambito ha approfondito il pensiero di Rudolf Steiner, al quale non ha aderito totalmente, cioè non si può dire che lei sia una steineriana, ma ha diciamo, colto degli aspetti che hanno in qualche modo completato la sua preparazione e anche l'hanno ispirata. Elisabeth Ruchti, nelle opere esposte si può cogliere una certa cronologia del suo lavoro? Certamente, perché questa mostra rappresenta un'antologica, una piccola antologica, e senz'altro ci sono delle tappe. Ho cominciato molto con le carte, le arazzi, no? Ho fatto una mia prima personale all'Alberia Fabriano, alla Fabriano, così, quindi usando materiali naturali. Poi è venuta pian piano la plastica. Nel frattempo c'è stata la scuola che mi ha dato un grosso input e interessi anche per la psicologia, la fiaba, quindi questi arazzi, diciamo così, hanno cominciato a diventare più simbolici, illustrare le fiabe delle donne, il mito, quindi c'è una serie ho una serie di queste opere, di cui qua abbiamo solo due, che sono più precedenti, no, rispetto agli altri. E dopo anche lo stesso uso della plastica, al momento era una specie di denuncia, c'erano gli assemblaggi, gente che si occupava di questo. Io ho molto il discorso dell'imbattermi negli oggetti e raccoglievo più che cose naturali, poi plastiche, no? E quindi pian piano ma io ho voluto poi dargli una valenza più pittorica, perché la plastica assemblata in effetti si trova adesso tanta, no? Che rapporto ha con la pittura figurativa? Un rapporto di studio, diciamo, perché io parto dall'informale come preferenza. È chiaro che poi la parte poi esiste un figurativo recuperato dopo lo astratto, no? C'è molta arte contemporanea, è figurativa ma in modo diverso e quindi anche se mi viene una cosa figurativa mi riallaccio poi alle mie tradizioni un po' brasiliane, un po' popolari, mi piace un po' il cosiddetto kitsch, sì, no? Diciamo un po'. E le meduse si possono dire, le serie pericolose, un po' trash, no? Come materiale. Io appunto l'eleganza non lo so, forse viene dal fatto della qualità pittorica, ecco, perché devono essere gli oggetti, così mi è stato anche insegnato, devono avere una valenza pittorica, non decorativa. Lei mi accennava all'objet retrouvé. Objet Trouvé era il mio sito, no, che adesso devo un attimo rifare, che io parto dall'Objet Trouvé, è una tradizione anche di famiglia, per spiagge brasiliane si trovava di tutto. A casa della mia nonna, zia, c'erano le costole di balena nel Rio Grande del Sud come panchine e così via. E poi si trovavano oggetti interessantissimi, anche pinguini vivi, queste cose. E noi si raccoglieva come tante donne raccolgono le foglie e fanno il loro bouquet. Diciamo che è un po' un'evoluzione, sono un'arte un po' il femminile magari, no? Di quelle cose lì. C'è molto colore, questo sì. Sì, è la mia anima brasiliana, probabilmente. Sì. Perché di solito non si è raramente abituati ad associare il colore a questo tipo di interventi, diciamo. Sì, sì, certo, tranne che nelle lune, che è un lavoro fatto in contemporanea, che è questa luna, più che rappresentare la luna, l'astro vero e proprio, no? Deve esprimere la sua qualità
argentea, no? C'ha i colori propri, i suoi, il riflesso e quindi lì sono un po' grigiastre, diciamo più argentee. Luna ormai non ti posso più sognare, se lassù son venuti ad allunare. Sulla questione della Luna la porto su un territorio che mi si confà maggiormente, che è quello del cinema. C'era un vecchio film di Alberto Sordi che si intitolava Amore mio aiutami. All'interno di questo film c'è una canzone dove dice, parafraso, da quando l'uomo ha messo piede sulla Luna, la Luna ha perso tutto, diciamo, il suo mistero, la sua magia, eccetera. È vero. Lei interviene anche su questo, cioè... Volevo, perché è un work in progress, no? Ho iniziato con una grossa installazione di pezzi tutti diversi che si rimandavano fra di loro. È un tema che adesso ho ripreso, grazie anche a Marianna che mi ha stimolato a lavorare, ed è estremamente affascinante. La Luna non è che ha perso la sua poeticità, non penso. È vero che c'è un discorso più tecnologico anche attualmente, sì. Ma ha delle valenze che comunque rimangono, perché avendo questo magnetismo, no? Noi siamo influenzati dalla Luna, esiste l'essere lunatico. Sì. Per esempio io voglio intitolare tutta la mostra, oltre che il Lune, Avere la Luna, no? Che vuol dire più cose, no? Andarci sulla Luna, ma anche avere la Luna storta, un determinato stato d'animo poetico, sognante. Dalla Luna poi c'è Marte dopo la Luna. E c'è Marte e stanno scoprendo delle lune straordinarie che a Saturno e a Giove, dove c'è tanta acqua e dove loro pensano che potrebbe essere un possibile destino per l'uomo. E quindi ci sono delle lune, Saturno ha 83 lune incredibili, piene d'acqua. Per un lavoro come il suo, come posso dire, deve esserci un'attenzione pressoché continua a tutto ciò che può arrivare anche da una certa attualità, anche appunto dalla scienza, dalla ricerca. Assolutamente, sì. Non è solo un fatto artistico o di teorie o spiritualità, però anche sì, bisogna seguire un po' anche a livello di collage, di assemblage, quello che stanno facendo, gli artisti come lavorano nella Biennale, le cose che non si può fare uguale, bisogna andare oltre, l'arte moderna va sempre un po' un pezzettino oltre, citando, non è la ripetizione, no? Come nelle icone che si ripeteva l'arte di un tempo, attualmente bisogna tenersi informati il più possibile. Delle sue tante anime biografiche, diciamo, no? Qual è quella che artisticamente la influenza di più? Mi rendo conto che magari stiamo parlando per stereotipi, però potrebbe essere anche interessante, no? Capire se lei a livello biografico? No, sì, intendevo dire delle sue radici plurime, brasiliane, russe, eccetera. Qual è quella che, come dire, emerge maggiormente secondo lei a livello artistico? Russe no, perché sono i nonni, anche svizzero, diciamo quella che brasiliana. La brasiliana rimane nel sottofondo, forse quella italiana, perché io ho studiato antropologia culturale, ho insegnato all'Università di Genova nell'ambito del portoghese e non avevo tanto il tempo di dedicarmi, quindi questo rappresenta una fase di conoscenza di se stessi, di fare una specie di mosaico e avere l'energia per farlo dopo. Quindi è un percorso più che legato a una nazionalità, è legato a una identità più globale di ricerca spirituale. Quello che lei ha detto adesso è molto importante, nel senso l'artista che come dire, comunica anche se stesso. Sì, se stesso, senza poi tutti quei veli, quei condizionamenti, più forza a un certo punto si è più liberi nella vita, no? Lasciando certe cose, si superano certe cose, quello dà energia all'opera d'arte.
La mostra chiuderà con un piccolo evento sabato 10 giugno.